Va ora in onda la rassegna stampa. Stavo guardando questi bocconcini raffinati in gelée della Gourmet, no? C'è il 20% di sconto. No, mica per me, è per il mio gatto, no? Sono quelli buoni questi qua, però 20% cosa dobbiamo fare? Non ho capito. Perché costano un fracco di soldi, tipo 3 euro una scatoletta, cioè, ma una roba, davvero sarebbe, manco li dobbiamo mangiare noi. Però i miei gatti impazziscono per questi bocconcini gourmet vabbè, cosa dobbiamo fare? Spendiamo più soldi per i nostri animali che per noi. E noi intanto siamo qua. Allora, Simone c'ha il mal di schiena. Sammy Varin penso che sia sciatica. Cosa vuol dire quando cammini ti fa male tutta una gamba, come se ci fosse un nervo dentro che tira, eh? Mi fate sapere voi che ve ne intendete di più. Beh, arrivati alla soglia dei 60 penso che sia normale. La problematicità è del Simone, che invece è ancora uno sbarbato ed è già una schifezza ambulante per colpa del tennis, cioè al posto che fare bene fa male. E meglio le birre, Simone, meglio le birre, diamoci alle birre, guarda, anch'io alla grande, analcoliche, of course, ma le birre analcoliche non fanno male, al limite qualche ruttino, ma niente di più. Buongiorno da Sammy Varin, sono le 7:32, anche oggi ci siamo ragazzi, schifezze ambulanti anche voi, piacere, che abbiate 20 anni, che ne abbiate quasi 90, noi ci siamo. Belli tosti, guerrieri anche oggi, non fa neanche tanto freddo, piovigina su Milano, non ce ne frega niente, rassegna stampa anche quest'oggi, anche perché oggi gnam gnam, raffinati bocconcini per gatti, piatto ricco micificco, perché ci sono notizie belle su tutti i quotidiani in coro. Paginoni su ogni quotidiano riservati alla sicurezza. E siccome è uno dei motivi per cui io sono ancora qui a parlare su queste frequenze, perché è uno dei pilastri della Lega alla sicurezza, ne sono felice. Un po' meno per il fatto che su praticamente nessun quotidiano c'è un'intervista a un esponente della Lega. Chissà come mai, dai! Tra poco ne parliamo, signori. Diamo il buongiorno naturalmente a chi è pronto a scrivere il proprio pensiero al 340 6709 659. Lo sapete, quella di Sammy Varin, piacere, è l'unica rassegna stampa dove si può entrare in onda subito con il vostro commento alla notizia che io leggo, ed è fantastico tutto questo. Io sono contento di questa stupenda idea che abbiamo scoperto l'acqua calda, ma chissà perché le altre radio non lo fanno, perché non vogliono essere disturbati da voi, perché il popolo dà fastidio, capisci? I cittadini, noi invece cerchiamo di fare da imbuto, per voi cittadini, siamo un imbuto tra le vostre proteste, le gridate nell'imbuto di Radio Libertà, noi le instilliamo poi nella buona, speriamo, politica, e quindi le vostre proteste, diventano proposte. Ne parliamo tra poco. Subito però cerchiamo di capire cos'è successo nella notte, perché ieri sera a un certo punto è saltato fuori l'allarme, stiamo per entrare in guerra, gli Stati Uniti attaccano l'Iran e hanno chiuso l'aeroporto e hanno detto agli italiani che possono di tornare in Italia. Cosa è successo? Bene, sai cosa facciamo? Ci colleghiamo con Antonino Danna, che ha fatto un giro di tutti i siti internazionali e che ci fa il punto della situazione. Linea ad Antonino Danna. Allora, buongiorno Sammy, buongiorno a tutti. Che cosa è successo questa notte? Niente, o meglio, non c'è stato l'attacco che tutti ci aspettavamo, perché nel frattempo, tra l'altro, poco prima della mezzanotte, gli inglesi e gli americani hanno emesso un avviso invitando anche a non partire per Israele se non per estrema necessità. Verso mezzanotte l'Iran ha chiuso il suo spazio aereo che poi è stato chiuso fino alle 6 di stamattina, ora italiana,
e si è appreso che c'era questo volo in partenza dall'aeroporto di Newark per Israele che è stato fermato e i passeggeri non sono potuti partire per Israele. Insomma, tutto sembrava pronto per un attacco. Su Twitter, o meglio X, sono circolati anche video e notizie di persone che in Iran e che in Iraq avevano sentito passaggio a bassa quota di aerei militari, ma almeno non risulta che ci sia stato un attacco, non risulta che ci sia stato alcun bombardamento stanotte. Risulta invece che gli Stati Uniti d'America hanno chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per stasera, ora italiana alle 21, alle 15 a New York. Trump dice che vuole delle soluzioni che siano risolutive e molto rapide, e poi soprattutto il gruppo da battaglia della portaerei Lincoln sta arrivando dal Mar Cinese meridionale al Golfo Persico, ci vorrà quasi una settimana perché arrivi. Conseguentemente la situazione è ancora in divenire. Reza Pahlavi, il principe erede al trono dell'Iran, ha delineato tutto per i primi 100 giorni, soprattutto ci sarà la ripresa dei rapporti con Israele e il suo riconoscimento, una politica di distensione e di pacificazione nell'area, e soprattutto sarà ridiscusso completamente tutta la questione del nucleare. Finisco infine con il dire che alle 5 del mattino ora italiana, quindi le 23 a Washington, Scott Bessent, che è il segretario del Tesoro americano, ha dichiarato che i pezzi grossi del regime, inclusi anche i figli di Khamenei, come peraltro ha detto la televisione israeliana ieri notte, stanno facendo di tutto per esportare lecitamente o illecitamente grosse somme di capitale all'estero. Sono, per usare la sua espressione, i topi che scappano mentre la nave affonda. Questo è successo questa notte e di conseguenza, insomma, questo ti comunico, spero possa essere utile per te e per gli ascoltatori della rassegna stampa. Grazie e buona giornata. E come, grazie al collega Antonino Danna che ha sbirciato i siti esteri per le ultime notizie sull'Iran. Antonino Danna torna con voi come ogni sera alle ore 18. Il buongiorno si sente dal Varin e dai titoli dei quotidiani oggi in edicola, partendo dal vostro quotidiano di riferimento, ovvero il quotidiano Il Manifesto, il quotidiano comunista che in taglio alto aveva appunto Trump: siamo pronti all'attacco in Iran, gli USA svuotano mezza base aerea in Qatar, gli europei richiamano i propri cittadini, ma come avete sentito da Antonino Danna ancora nulla, anche perché comunque abbiamo visto ieri ci sono vari tipi di attacchi che l'America potrebbe fare, non tutti di quelli che fanno per forza boom boom. Ma in centro pagina sul Manifesto la notizia che ci piace tanto e che scrive: impresa di polizia, signori, lo sapete, il Manifesto sono comunisti sempre allegri, beati loro, e ci prendono in giro dandoci chiaramente anche degli spazzini eccetera, ma essere spazzini è una cosa bellissima. Noi siamo un po' gli spazzini della carta stampata, cerchiamo ogni giorno di fare un po' di polizia appunto tra i tanti quotidiani che arrivano, cercando le notizie che io so benissimo, perché vi conosco ad uno, cari ascoltatori, so cosa volete da noi, so cosa vi annoia. Se avete scelto Radio Libertà è proprio perché volete una rassegna stampa diversa, grande come l'Universa. Tranquilli, ci siamo qua noi. Impresa di polizia con la foto di Salvini, della Meloni e del ministro Piantedosi,
pronto un altro pacchetto sicurezza del governo, stretta definitiva contro il dissenso, perquisizioni e fermi a chi manifesta, zone rosse senza limiti nelle città, norme crudeli contro migranti, sì, siamo crudeli, contro migranti e ONG, infiltrati nelle carceri, premi agli agenti. Un paese da incubo, cioè capisci, un paese da incubo, quello che dà premi agli agenti. Vanno certamente curati quelli del manifesto, ma che li amiamo e li leggiamo volentieri ogni mattina, tranquilli. Bene, benissimo direi, oggi non c'è che l'imbarazzo della scelta. Ditemi su che giornale vado, io ci vado perché ogni quotidiano parla di questa propostella che renderà la vita un po' più difficile a questi Maranza. A proposito, c'è un giornale oggi che lo dice chiaramente, hanno vietato all'interno del PD il termine Maranza. Non bisogna nominare i Maranza, solo la destra cattiva parla di Maranza. Dove vado? Vado sul quotidiano, sono veramente due, quelli che mettono proprio in prima pagina la legge che ci piace tanto. Il quotidiano La Verità parla con il testo del nuovo decreto sicurezza. Arriva la legge salvagenti e non è il salvagente, no? Salva agenti, che è un salvagente comunque per chi fa questo mestiere, che è molto pericoloso, come quello pericoloso dei ladri, e ogni tanto qualche ladro muore. Il problema è che se muore il ladro ed è un agente a sparare finisce nei guai, e sapete che proprio il quotidiano La Verità è quello che ha tirato fuori un risarcimento importantissimo, una sottoscrizione per il carabiniere che ha sparato. La sottoscrizione è arrivata a quota 326.000 euro, ragazzi. Si può contribuire fino a sabato, dovete comprare il quotidiano La Verità, ci sono gli estremi dell'Iban e potete aiutare questo carabiniere che si è difeso, ha sparato, il criminale è morto, ci dispiace, ma lui è finito nei guai e deve pagare 125.000 euro a chi? Ai parenti del morto. Attenzione anche se decidete di difendersi, c'è un'altra notiziuola carina che arriva da dietro casa mia, da Lonate Pozzolo in provincia di Varese, dove il padrone di casa si è difeso dai ladri e adesso siamo tutti zitti ad aspettare se sarà indagato oppure no, pronti ad incazzarci. Intanto però bada ben, La Verità, vi dicevo, arriva la legge salva agenti, ma chiaramente questo è un termine che fa incazzare moltissimo il manifesto, ma è una legge che contiene tante cose belle. Tutela processuale per le forze di polizia con estensione della legittima difesa per evitare l'iscrizione automatica nel registro degli indagati. Quindi se il carabiniere spara o se succede qualche cosa, non c'è l'iscrizione automatica. Tu dici, sai che roba, comunque ci pensa il PM a farlo. Zone rosse permanenti, stretta sui ricongiungimenti, che sono quelli che pesano in maniera pazzesca sul nostro welfare, perché l'immigrato che arriva nel nostro paese in qualche modo ottiene una protezione umanitaria sussidiaria. Protezioni umanitarie noi le regaliamo a go. A quel punto può richiamare tutta la sua famiglia, la famiglia barba papà, barba nera direi quasi, e cani e porci, in senso buono chiaramente, possono entrare nel nostro paese, ricongiungersi con lui ed essere pagati dal comune che praticamente mette sotto la lente di ingrandimento quella famiglia, perché è quella che va aiutata. Sono poveri. In poche parole, non si pensa più ai cittadini, ma si pensa a quell'immigrato che ha fatto il ricongiungimento familiare. Espulsioni più veloci, limitando la discrezionalità dei magistrati. E anche questa è una notizia, nel senso che il problema, lo avete capito, la rimigrazione famosa che vogliamo lanciare quest'anno e che, posso dirlo, me la posso tirare, l'ho lanciata io da Radio Libertà ancora quest'estate, è
forse diventa realtà, forse. È la prima pagina del quotidiano La Verità e subito sotto la notizia: rapinatore rom entra in villa, prende a pugni il proprietario e finisce accoltellato a morte, ok? Il rapinatore rom. Attenzione, anche qui signori, ieri sera io ho detto, cacchio, sono italiani, perché parlava il TG3, naturalmente parlava di italiani rapinatori, e del torinese addirittura. Solo questa notte è scappata, e sai, quando scappa, è scappata anche la parola rom. Chiaramente noi non facciamo differenza, un rapinatore è un rapinatore, bianco e nero e rom, però no, non sto facendo la cacca, semplicemente mi sto limitando perché ci sono tutte le agenzie anti-rom eccetera che già in passato ci avevano querelato, poi siamo usciti fuori a cena e non se n'è più parlato. Scherzi a parte, è un rapinatore rom. Poi l'articolo prosegue all'interno perché c'è anche il proseguo. No, non ve lo dico subito, dovete stare con me, se no mi girate su Radio 24. Signore e signori, buongiorno, Radio 24, la rassegna stampa. No, questa è una rassegna stampa divulgativa. Sono qui per avvicinarvi alle notizie, non per imporvele, non per straziarvi con infiniti argomenti che non capite un cazzo. Io faccio una cosa facile, non la so fare difficile. E allora in centropagina la truffa del Pandoro, la Ferragni paga e si salva, però sciolta, Siamo quasi contenti, nel senso che non c'erano più querele, non c'era più denuncia, quelle poche che c'erano lei ha pagato, ha chiesto scusa, e a un certo punto non c'era più nessuno che l'aveva denunciata. Quelli che l'avevano denunciato hanno beccato soldi. Chi era? Coldiretti, frin soldi, ma mica 100.000 euro, si parla di milioni, e non ha fatto niente. Sto piangendo. È imminente l'attacco USA all'Iran, la prima vittima è qui, il campo largo. Per Reuters è questione di ore. La sinistra va in pezzi sulla risoluzione anti-Ayatollah. Sì, ancora una volta i 5 Stelle hanno fatto vedere come fanno squadra, ma il bello deve venire nelle prossime ore, vedrete quante emozioni, una diversa dall'altra, Sala Gadula, Magica Bula, su altri argomenti sempre che riguardano la guerra o le armi. Siamo sempre sul quotidiano La Verità. La commissione conferma: Lega bersaglio degli spioni. Il caso Striano. La commissione antimafia ha confermato quanto scritto dalla Verità. Hai visto anche il giornale, se ne è occupato in queste settimane. Dietro le attività illecite di Striano c'era un disegno contro la Lega. Chiaramente questa è anche la radio della Lega e vi prometto che ne parliamo nelle prossime ore proprio su queste frequenze. Dal quotidiano La Verità mi sposto un attimo, ma poi ci ritorno, mi sposto sul quotidiano Libero, perché anche Libero apre con questa legge che ci piace tanto: tolleranza finita, città più sicure. Ecco la legge. Stop alle scarcerazioni facili per le borseggiatrici, quella famosa legge che diceva se non c'è nessuno che fa la denuncia non si può fare niente, l'abbiamo tolta. Stretta sui coltelli, perquisizioni dopo le 23 nelle zone a rischio e arresto per chi forza i posti di blocco, chiaramente per chi li forza e non muore nell'incidente andando a quella velocità. Così il governo reagisce agli allarmi. Titolo principale di Libero, subito sotto: arrivano i mostri, soccorso rosso agli Ayatollah. Il Movimento 5 Stelle non firma la mozione sull'Iran. Le penne di sinistra difendono Teheran.
Te capì? Poi naturalmente le voci della Casa Bianca, il blitz è imminente, gli USA si preparano, la teocrazia va fatta cadere, l'Occidente si desti ora, la storia può cambiare, interessante articolo di Giulio Sapelli, e poi Kras Montanà, Moretti per ora rischia solo 3 anni, i reati per i quali la coppia del rogo indagata in Svizzera non prevedono pene sicure, anche, pene dure, anche quest'oggi su gran parte dei quotidiani ci sono paginoni con i racconti dei sopravvissuti, roba straziante che però so che a molti di voi interessa e quindi non avete che l'imbarazzo della scelta. Editoriale su Quotidiano Libero del direttore Mario Secchi, e se permettete io ve lo leggo perché parla proprio di sicurezza, quando lo Stato deve rispondere. Non è vero che il tema della sicurezza non ha un colore politico e che il problema non è di destra né di sinistra, e mi smentisce, io l'ho sempre detto, la sicurezza come la disabilità non deve essere né di destra né di sinistra, no! In questo campo il fattore ideologico è invece una discriminante e l'opposizione che oggi si presenta improvvisamente securitaria, tutta legge e ordine, va ben oltre la finzione, promuove una menzogna politica. Quelli che Libero anticipa oggi sono i provvedimenti di un governo di centrodestra che risponde a un cambiamento della società italiana e a un quadro internazionale dove la richiesta di protezione dei cittadini si è innalzata a causa di fenomeni disgregatori, di cui il primo è l'immigrazione incontrollata. L'Occidente è ancora il miglior posto dove vivere, ma a patto che le regole vengano rispettate e condivise. C'è una crisi nelle giovani generazioni, nella scuola, nella famiglia, che ha un'origine precisa: il relativismo culturale della sinistra, lo smantellamento dei valori, a cominciare dall'idea di patria, scritta maiuscolo, e un'interpretazione della Costituzione dove ci sono solo diritti e zero doveri. L'impianto di norme che pubblichiamo ha una logica: rispondere ai bisogni dei cittadini e leggere la contemporaneità e le sfide che ci propone senza ipocrisie. Se non rispetti la legge, non sei un cittadino, sei un pericolo. È chiaro che esiste un tema di educazione, recupero, integrazione, ma se il delinquente è arrestato e viene scarcerato dal giudice, l'immigrato non viene espulso, il minorenne resta impunito, l'agente di polizia può essere picchiato, allora salta il patto, salta la comunità, salta lo Stato. Questo è l'editoriale di Mario Secchi, oggi sul Quotidiano Libero, che si candida a essere il quotidiano che ci piace tanto, quello che Sammy Varin vi invita ad acquistare, visto che oggi sicuramente uscirete a fare un bel giro, voi pensionati. Perché? Perché non fa tanto freddo, la temperatura è abbastanza alta, siamo sui 4, 5, 6 gradi a Milano, c'è una pioggerella lieve che vi permette di uscire anche senza ombrello se siete sportivi, ma sì, un impermeabile, un bel capelazzo, quello western, sì, quello da cowboy mi piacerebbe, e si esce, si compra il giornale, ce lo si mette sotto la giacca e vai, godo comprando Libero. Cosa facciamo? Entriamo subito su Libero, che ne pensate? Ti dico, anche il Corriere è molto pieno della legge che ci piace tanto, e allora sì, dai, oggi la facciamo strana, dai, ci spostiamo subito sul Corriere, che gira la prima pagina con USA-UE contesa sulla Groenlandia, esecuzioni in Iran, voci di un raid americano, poi Trump sembra frenare, Teheran reagiremo, il tycoon sulla Groenlandia, l'isola ci serve, dure repliche europee, Germania, Francia, Svezia e Norvegia inviano militari, altra notizia del giorno, incontro con la Casa Bianca. In prima pagina, tra le segnalazioni sul Corriere, naturalmente in centropagina c'è la Ferragni, caso Pandoro. Per Ferragni cade l'accusa, l'imprenditrice prosciolta dall'ipotesi di truffa, quindi prosciolta per il Pandoro Gate, caduta l'aggravante e, visti i risarcimenti corposi, dico io, pagati, l'accusa di truffa
c'è più, si è estinta, è come l'estintore, un estintore che va a soldi, a danè. Mi riprendo la mia vita, ha detto l'influencer, è finito un incubo, poi ha abbracciato la madre, ha ringraziato gli avvocati e i suoi follower soprattutto. Siamo sempre sul Corriere tra i richiami, quello della rapina nella villa, uccide un bandito. A Lonato e Pozzolo nel Varesotto il padrone di casa ha sorpreso 2 ladri con cui ha ingaggiato una colluttazione. Ne ha ucciso uno con un coltello. La vittima, un Sinti di 37 anni, è stato scaricato davanti all'ospedale, poi assaltato dai parenti. Un'antica usanza rom, quella che certo, se un parente che fa il ladro viene beccato, gli fanno male, magari muore, loro si incazzano, certo, e vanno lì nel pronto soccorso e distruggono tutto quanto. È successo proprio ieri sera. Zone rosse, furti, il piano sicurezza. Altra segnalazione in prima pagina sul Corriere. E allora non perdiamo tempo, vai, entriamo dentro. Groenlandia, Trump insiste, inaccettabile non controllarla. Ma io vi faccio vedere questo invece, il gestaccio di Donald. Donald fa il dito medio a un operaio e la Casa Bianca dice: appropriato, guardala lì, la vedi la foto che fai il dito medio, vabbè, noi avevamo Leone che faceva le corna, dai. La Casa Bianca ha spiegato alla CNN che un individuo squilibrato ha urlato imprecazioni in preda a una crisi di rabbia e il presidente ha dato una risposta appropriata e inequivocabile. Assolutamente. Avevate dubbi? Se uno ti fa il dito medio, direi che se non capisci così, assolutamente. Dai, giro pagina subito, immediatamente. Perché non eliminano Khamenei dentro casa? Vogliamo aiuti, non soldati sul terreno. Parla il premio Nobel Ebadi. Bisogna richiamare gli ambasciatori. Ma a segnalare la situazione sono i 5 Stelle che stanno già uscendo dal campo largo. Condanna dell'Italia, tutti uniti al Senato tranne il Movimento 5 Stelle. La risoluzione sull'Iran sì, ma senza il Movimento 5 Stelle. Perché? Perché mancava il no ad azioni unilaterali e Conte ha detto ai suoi di non votare, sì. Bene, no, mica tanto bene, però insomma, pare che il bello debba ancora venire, perché adesso si parla di Ucraina, lo sapete, infatti nella pagina successiva, aiuti all'Ucraina, c'è l'intesa, sì della Lega alla mozione. Perché? Infatti sotto c'è Salvini che dice: bene, si parla di difesa e non di attacco. L'incognita Vannacciani, nel senso che sapete, adesso i giornali sono inventati che nel gruppo della Lega nel Parlamento italiano ci sono i Vannacciani, e i Vannacciani, lo sapete, il generale cosa vuole? La guerra. No, il nostro generale non la vuole la guerra, è questo il bello. E chiaramente potrebbero dire questi Vannacciani no, e quindi non votare, punto di domanda. Claudio Borghi Aquilini lo ha detto già chiaramente, non avrebbe votato, ma effettivamente quello che è stato il cambiamento nelle paroline che poi bisogna capire, tra dire e fare c'è di mezzo il mare, potrebbe invogliare la Lega a votarlo. Comunque paginone a pagina 13 del Corriere con Marco Cremonesi, se volete approfondire l'argomento, e magari lo facciamo anche noi più tardi, ma ci preme ancora di più è il pacchetto sicurezza, perché questa è roba pura Lega, capito? No, tranquilli, non lo troverete scritto da nessuna parte, ma siamo noi che abbiamo rotto le balle a questo governo, facendo anche un po' infastidire certi alleati su questo nuovo pacchetto sicurezza. E allora ve lo leggo subito, ve lo leggo dopo, perché sono 2 paginoni potentissimi sul quotidiano Il Corriere, che vengono poi messi un po' più in piccino sugli altri quotidiani, ma c'è da tutte le parti la notizia. E allora restate lì, ci facciamo un giro con Father and Love, un pezzo strumentale di Giulia Prisco e Daniele Piovani.
Sono anche gli uccellini della sicurezza. Sì, perché sto per leggervi l'articolo sul nuovo pacchetto sicurezza del governo. Giulia Prisco e Daniele Piovani, molto rilassante questo pezzo intitolato Father and Love, ma se cercate Daniele Piovani sugli store digitali su YouTube ha fatto un fracco di pezzi rilassanti, ascoltatissimi in tutto il mondo, roba che se poi avete una moglie che vi fa i massaggi, mettete su Daniele Piovani su YouTube e massaggi a go-go, proprio quella che ci manca quest'oggi. Simone, una moglie che ci faccia i massaggi, siamo tutti doloranti. Dov'è Acerbis? Arriva alle 8:30, abbiamo bisogno delle sue creme naturali, mal di schiena, mal di qua, mal di là. Vabbè, l'unica cosa che abbiamo è lo sapete quale, ce lo abbiamo molto duro politicamente. È la Lega, signori, non è colpa nostra, noi leghisti è un qualcosa di naturale, e siamo belli tosti, abbiamo uno spadone alzato verso l'alto anche quest'oggi, voi no? Si vede che avete votato PD, è chiaro. Fatemi leggere un po' di WhatsApp al 340 6709 659, in tanti anche oggi, e mi fa piacere perché avete sempre quella verve, e poi non sempre siete d'accordo, dissentite molto spesso, ma è il bello di avere ascoltatori di una radio che si chiama Radio Libertà e che si può dire quello che si vuole quando fate il messaggino. Bisogna poi vedere, a proposito di rimpatri e di remigrazione, se gli stati di origine se li vogliono prendere indietro. La Libia non va oltre 80 rimpatri alla settimana. Non credo che con gli altri stati sia più facile, ma veniamo al punto. Nella storia delle migrazioni hanno cominciato gli inglesi svuotando le carceri perché sono un costo. Li hanno messi un po' su navi, li hanno mandati in Australia. Chi di loro è stato bravo si è rifatto la vita. L'Italia ha fatto la stessa cosa con l'America, l'Albania a seguire e immagino così via il Nord Africa e l'Africa nera. Penso che l'alto tasso di delinquenza derivi anche da questo. Sicuramente, svuotando un po' di carceri, ci ricordiamo, arrivavano le ondate di stinchi di santo. Mi chiedo quando la Lega ascolterà gli elettori che a gran voce dicono basta invio soldi e armi all'Ucraina.
deve ritornare a dire prima gli italiani. Brava Anna Maria da Vicenza. In Venezuela nessuna oceanica manifestazione contro il governo, che resta una dittatura chiaramente. Oddio, sinceramente, insomma, ne hanno fatte anche loro. Stiamo a vedere, lo sapete, tutto un susseguirsi. Tu compri un giornale e il giorno dopo succedono altre cose che cancellano quello che c'era prima scritto. Motivo per cui questa è una rassegna stampa molto particolare. Io non insisto sugli argomenti del giorno, poi tranquillamente li sentite sugli altri giornali, sui quotidiani che comprerete o soprattutto sui telegiornali. Vado su invece quello che interessa maggiormente la vita di voi italiani e che non sempre viene preso in considerazione dalle grosse e grasse testate. Il quotidiano Il Corriere parla del pacchetto sicurezza e questa volta ci sono 2 paginoni che non posso non leggervi. Pacchetto sicurezza, Simone Canettieri. È in arrivo una stretta sulla sicurezza. Gli uffici legislativi del Ministero dell'Interno hanno trasmesso un decreto legge e un disegno di legge, il primo composto da 25 e il secondo da 40 articoli. I provvedimenti saranno varati nei prossimi consigli dei ministri per prendere poi iter diversi. Di cosa si tratta? Sono norme che intervengono su sicurezza pubblica, immigrazione internazionale, funzionalità delle forze di polizia con nuove assunzioni. Il pacchetto prevede tra l'altro la creazione di zone rosse nelle città, il potenziamento dei DASPO e delle misure di prevenzione, più fondi per la sicurezza urbana per i sindaci, il contrasto all'immigrazione illegale, velocizzazione e maggiore efficacia dell'espulsione e dei rimpatri. Nel DDL c'è anche lo scudo legale per le forze dell'ordine, cioè la tutela processuale per le forze di polizia con l'estensione della legittima difesa per evitare l'iscrizione automatica nel registro degli indagati. Come annunciato dalla Premier Meloni, sono in arrivo anche misure che prevedono il divieto di porto di coltelli e di vendita di armi da taglio ai minori, con sanzioni pecuniarie certe e accessorie come la sospensione della patente, del passaporto e del permesso di soggiorno, cose che danno molto fastidio ai famosi Maranza, ai figli del barcone. Multe anche ai genitori di minorenni che non vigilano, perché troppo spesso questi Maranza hanno dei genitori, come per dire, distratti. Si tratta in questo caso delle norme anti-Maranza, come le chiamano dalla Lega. Il partito di Matteo Salvini rivendica la stretta studiata dai tecnici del Viminale guidati dal ministro Piantedosi. Nel DDL c'è spazio anche per gli interventi della polizia durante le manifestazioni in caso di sospetti su facinorosi. Anche il PD ripresenterà una DDL per bloccare la vendita di armi da taglio ai minori. Vogliamo lavorare sulla prevenzione e sulla formazione, la destra sulla sicurezza ha fallito, dicono dal PD, sì, però presentano un DDL che dice la stessa cosa. 2 paginoni sul quotidiano Il Corriere, riassumendo tutte queste nuove norme, quei reati non perseguibili, lo scudo penale agli agenti, più centri per i migranti ed espulsioni facilitate, le regole nelle città per le zone rosse, riconoscimento dei volti per le violazioni dei mafiosi. Questo ed altro sul quotidiano Il Corriere, ma come vi dicevo un po' da tutte le parti trovate questa importante notizia che potrebbe veramente cambiarci la vita. Poi tu lo sai, a chi dipende? Dipende dai giudici, sì, è vero. Accoltellato dal padrone di casa, bandito morto nella rapina in villa. Sono ancora sul Corriere, signori, che è quello che dà più spazio a questa notizia. Alcuni quotidiani non ne parlano neanche, te lo dico subito. Qui siamo a pagina 16 ed è successo proprio dietro casa mia, a Lonate Pozzolo. Bandito morto nella rapina in villa. Varese, i complici lo lasciano in ospedale, ferito il proprietario, la solidarietà di Salvini.
Lo squarcio più grande gli corre sotto il pettorale sinistro, vicino al nome e alla data di nascita del figlio. Sempre lì c'è anche un'altra ferita più piccola, gli saranno fatali. Nonostante l'aiuto dei compagni, la corsa disperata in auto, la decisione di interrompere la fuga verso casa a Torino, l'Audi scura con la targa clonata si ferma per una sosta fuori programma, dopo aver sfrecciato per 20 minuti dalle viette di Lonate Pozzolo nel Varesotto, sorvolate dalle aerei in fase di atterraggio a Malpensa, fino all'ospedale di Magenta nel Milanese, a 2 passi dall'autostrada A4. Le sue condizioni sono gravissime e decidono di scaricarlo di fronte alle porte del pronto soccorso, dove Adamo Massa, 37enne di origini Sinti, residente in un campo nomadi torinese, una lunga lista di precedenti, soprattutto per reati contro il patrimonio, morirà poco dopo. A impugnare il coltello è Jonathan Maria Rivolta, ricercatore 33enne che vive a casa dei genitori. È lui a ferire mortalmente quello sconosciuto durante la colluttazione seguita all'incrocio imprevisto nella cucina della villetta. Insospettito dai rumori, era sceso al piano terra e ha sorpreso i 2 ladri che avevano appena fatto irruzione. Il colpo doveva essere semplice, non doveva esserci nessuno in casa, almeno nella testa di chi l'aveva puntata. Nonostante l'orario, tutti via a lavorare. Per questo la batteria torinese in trasferta tra i comuni lombardi ieri mattina si muoveva in scioltezza. Non sono neanche le 11 quando la berlina si ferma in via Montello, frazione di Sant'Antonino, nel piccolo centro a 2 passi dall'aeroporto. Sono in 3, uno resta al volante, il lavoro tocca a Massa e al suo complice. Scampanellano più volte con insistenza senza avere risposta. Per loro deve essere stata la conferma del via libera. Per questo si intrufolano nel giardino da un ingresso posteriore, quasi nascosto da una rientranza lungo la via, scavalcano il cancello, bypassano la prima finestra e le sue inferriate e spaccano il vetro della porta finestra della cucina. Il botto dopo il campanello, fa insospettire Jonathan, che in quel momento sta in camera al piano di sopra. Il 33enne afferra un coltello, fa parte di un kit di sopravvivenza che uso durante le mie incursioni per il trekking, riferirà agli inquirenti. Scende le scale per scendere a controllare. Quando si trova di fronte agli intrusi e Adamo gli si fionda addosso, ho alzato istintivamente la mano in cui avevo il coltello. Nella lotta Jonathan viene colpito più volte, sbatterà anche la testa contro lo stipite di una porta, mentre intontito i rapinatori si allontanano di corsa. A terra i carabinieri della compagnia di busto del nucleo investigativo di Varese, allertati da una vicina insospettita dal trambusto dei genitori del 33enne, avvisati nel frattempo dal figlio, repertono alcune gocce del suo sangue sul pavimento e poi quello di Massa. Quando il 37enne si infila con il complice nell'abitacolo dell'Audi che li attende fuori con il motore acceso, l'auto riparte a tutta velocità, sfreccia per i 20 chilometri scarsi che portano alla Milano-Torino, ma prima di imboccare l'autostrada lasciano l'amico all'ingresso del pronto soccorso di Magenta. Le sue condizioni sono disperate, i medici di fatto non avranno nemmeno il tempo di operarlo d'urgenza. L'inchiesta sulla tragica incursione nella villetta è affidata al PM di Busto Arsizio Calcaterra. Il magistrato ha già disposto l'autopsia sul corpo del 37enne. Gli investigatori stanno cercando di rintracciare 2 complici partendo dalle immagini di videosorveglianza lungo tutto il tragitto percorso dall'auto, dalle telecamere posizionate vicino a casa a quelle dell'ospedale fino ai varchi autostradali. Nel frattempo è stato subito sentito l'aggredito. C'è da ricostruire nel dettaglio la dinamica, valutare la sua posizione. Il racconto di Rivolta è sembrato agli inquirenti coerente con la legittima difesa e al momento, in attesa degli altri accertamenti, solo fascicolo aperto in procura e per tentata rapina. Dalla cronaca l'episodio esonda in un attimo nella polemica politica, riaccendere il vecchio dibattito sulla legittima difesa, tema caro a gran parte del centrodestra. Al vice premier leghista Matteo Salvini bastano pochi caratteri di un ex tweet per prendere posizione: solidarietà a chi è stato aggredito in casa e si è difeso.
digita con un punto esclamativo finale su X. Sul territorio il suo sindaco, la leghista Elena Carraro, ammette che anche a Nonati e Pozzolo c'è un problema di sicurezza e indica anche la soluzione: servono più forze dell'ordine sul territorio. Sulla stessa linea c'è anche Fratelli d'Italia: esprimo la mia totale vicinanza, solidarietà al padrone di casa, commenta il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo Decorato. Lui si è solamente difeso da un tentativo di furto e aggressione all'interno della propria abitazione. Che ne pensate voi? Lo so che aspettate semplicemente l'avviso di garanzia, perché normalmente succede così. Come finirà questa cosa secondo voi? Scrivetemi 340 6709 659. Andrea Galli in taglio basso nella stessa pagina del Corriere fa anche il ritratto di questo personaggio che si è difeso, che non è comunque uno qualunque. Le 2 lauree, le arti marziali e il sacco da box sul balcone. Ha fatto bene, noi con lui, dice il padre. Ora lasciatelo in pace, si è soltanto difeso. Un altro mezzo paginone proprio che ritrae questo uomo che si è difeso. Non è finita la storia, già, perché nella pagina successiva cosa è successo poi al pronto soccorso dove è stato ritrovato il povero ladro? Arrivano 200 rom e la madre del ladro, scardinata la porta. Sono 200 volti che si girano all'unisono verso lo stesso punto, 200 voci che si spengono d'improvviso tutti insieme, smettono di commentare, di chiedere novità, di far circolare informazioni, tutti in silenzio a osservare poi il piccolo varco protetto da un cordone di carabinieri che si apre e lascia uscire la carrozzella, la madre di Adamo Massa. Perché? Perché a un certo punto si è saputo che questo ladro era morto. In 200 hanno scardinato la porta del pronto soccorso, antica attività dei rom, rompere, distruggere, soprattutto quando ne arrestano uno di loro o magari viene ferito o magari addirittura ucciso. Taccio di infinite cose, ma il Corriere è quello che più parla di questo incredibile episodio, incredibile mica tanto ragazzi, perché ci siamo in mezzo e abbiamo una FIFA boia, perché non so in quanti saremmo così bravi a difenderci con il coltello da sopravvivenza. Ritorniamo sui quotidiani, ritorniamo in questo caso su quello che vi stavo leggendo prima, il quotidiano La Verità, che è quello, l'unico, che ha raccolto soldi per questo carabiniere che ha sparato e ha ucciso anche lui, accidenti, un povero malvivente. Sono stati raccolti 326.000 euro per questo carabiniere. Continua l'incredibile manifestazione di solidarietà dei lettori della Verità. La sottoscrizione resta aperta fino a sabato. Intanto l'avvocato del siriano ucciso dal militare protesta, fu colpito alle spalle, ma le perizie raccontano un'altra storia. Avete tempo ancora qualche giorno per acquistare il quotidiano La Verità, dove a pagina 2 ci sono tutti i numeri del conto corrente che potete utilizzare per fare una donazione, per aiutare questo carabiniere che dovrà risarcire i parenti dell'ammazzato. Paginone quest'oggi a pagina 2 del quotidiano La Verità. Tanto per metterci la ciliegina sulla torta, c'è un trafilettone che parla di Alassio. Cos'è successo ad Alassio? Ladri col macete, e lo sapete oggi chi non ha un macetino da tasca, arrestati 3 nordafricani, ladri con macete. E poi in taglio basso, Roma ammazzato durante rapina, 200 nomadi devastano l'ospedale. Il proprietario di una villetta nel Varesotto avrebbe reagito davanti a un tentato furto. Siamo sul quotidiano La Verità, anche questo potentissimo, chiaramente se non fosse appunto per la possibilità di aiutare questo carabiniere, più soldi arrivano e più finiscono in un importante fondo dedicato a queste situazioni. A pagina 3, prima di tutto, l'editoriale di Maurizio Belpietro: basta con i risarcimenti ai parenti dei rapinatori.
E questo è da leggere, ragazzi, è lunghissimo ma è da leggere. Ve lo dovete comprare oggi il quotidiano La Verità. Che ne pensate, prima di tutto? Risarcimenti ai parenti dei rapinatori. Che si facciano un'assicurazione. Non esiste un'assicurazione su chi va a picchiare, rubare, stuprare, eccetera. Ma facciamola, ragazzi. 340 6709 659. C'è qualche assicuratore all'ascolto? Mi dice se può esistere una roba del genere. D'altronde sono mestieri pericolosi. Espulsioni veloci e scudo salvagenti. Tutte le novità del decreto sicurezza, anche sul quotidiano La Verità, che lo dice, pressing della Lega. In arrivo un pacchetto di 60 norme 6-0 su ordine pubblico e immigrazione, zone rosse permanenti, stretta sui coltelli, soprattutto tra i giovani, e le forze dell'ordine non saranno più indagate per atto dovuto. Signori, qui trovate le vostre segnalazioni, quelle che mi avete fatto in questi mesi, proprio al nostro numero 340 6709 659. C'è un motivo per cui questa radio esiste e per cui è una radiolina di nicchia, è poco pubblicizzata, i siti internet vengono bloccati quando parliamo noi, Facebook e YouTube quasi ogni giorno non vi mandano le segnalazioni che siamo in onda. Chissà come mai. Stop alla Cartabia. Torna di nuovo procedibile d'ufficio il furto con destrezza. Quante volte mi avete segnalato questa cosa? Soprattutto perché quando sono turisti a essere rapinati o violentati, se non fai la denuncia non si fa niente. Ora torna procedibile d'ufficio, sempre che chiaramente chi conduce le indagini se ne sia accorto. Siamo sempre a pagina 3 della Verità, perché questo riquadro è carino. Il governo Sanchez conferisce scusate, c'è un'interferenza da parte di una radio araba. Che radio è, scusa? Radio Abdullah. Conferisce onorificenza al fondatore di Open Arms. Quello del processo Open Arms contro Matteo Salvini. Vai. Oscar Camps si chiama così, che dice salvare vite è un valore, non un reato. E allora c'ha pure l'onorificenza, cacchio. Il prossimo blocco che verrà superato dalle sue navi, ma bisogna fare una festa. Il governo spagnolo di Pedro Sánchez ha conferito al fondatore di Open Arms, Oscar Camps, l'encomienda del numero dell'ordine al merito civile, onorificenza dello Stato spagnolo. Un tempo in cui l'aiuto umanitario è stato criminalizzato, affermare che salvare vite è un valore civico e non un reato ha un peso reale, capito? Certo. Vaglielo dire a Matteo Salvini, che è stato assolto in questo processo perché non ha fatto sbarcare chi voleva entrare illegalmente nel nostro paese. Siamo sulla Verità. La Commissione antimafia conferma il bersaglio degli spioni era la Lega. La relazione dei parlamentari attesta quanto documentato dalla Verità in questi giorni. Dietro le attività illecite di Striano c'era un disegno preciso. Di 57 pezzi del Domani contenenti informazioni riservate, 27 erano anti-Carroccio. Paginone con Alessandro Darolda oggi sul quotidiano La Verità. Tutto vostro e chiaramente anche nostro, e chiaramente non finisce qua, perché nei Qui Parlamento, collegamenti quotidiani in ogni trasmissione con i nostri parlamentari, ne parliamo. Interessa invece a voi Novax che ascoltate questa radio, perché sapete che io leggo le notizie che vi riguardano. Pagina 7 della Verità, ora verrò oscurato su YouTube, non spaventatevi, poi ritorno. Mascherine farlocche comprate dai cinesi senza dovuti controlli, parla l'uomo di Arcuri. Il consulente della struttura commissariale deve ammetterlo, nessuna verifica preliminare sull'acquisto di oltre 1 miliardo di mascherine. Ok?
Ok, un corno, ragazzi. Ne parla soltanto il quotidiano La Verità e anche il Libero, per la precisione. Siamo ancora sulla Verità, lo stiamo sfogliando insieme perché ve l'ho detto, oggi è potentissimo. Allora, il riquadro bello bello, poi c'è il Tempo che mette la vignetta di Osho in auto, praticamente chiedono al navigatore quanto ci si mette in auto, e in auto ci si mette 2 ore, a piedi 5 minuti ad arrivare a fare il percorso per arrivare al lavoro. Eh sì, perché? Perché non parte, ma parte la zona 30 all'ora nel centro storico di Roma, che uno dice perché di solito a quanto ci può andare, lo spot inutile di Gualtieri per la capitale, parte da oggi, pompami 30 all'ora, la zona centro del centro storico di Roma è a 30 all'ora all'interno della ZTL. È stata infatti firmata la determina del comune che dà ufficialmente avvio al provvedimento dopo il posizionamento dei cartelli di segnalazione ai varchi, come sottolinea il Campidoglio. I limiti di velocità sarà di 30 km orari. La nuova misura varrà anche sulle principali arterie come Corso Vittorio Emanuele, via del Teatro Marcello e il Traforo. E non finisce qui, perché sui social il comune aveva evidenziato che in tante altre strade della capitale sarà previsto lo stesso limite. Vai a 30 all'ora. A proposito di auto, sempre a pagina 17 della Verità, Fiat fa retromarcia sui deliri ecologisti. Signore e signore, torna l'auto diesel. Ale! Oh! E in effetti, sì, adesso noi ve l'abbiamo aumentato, ma solo un pro forma così. Ma torna addirittura nell'auto, nella Tana, l'auto diesel torna nella Tana del nemico. Sì, a Bruxelles la casa italiana, la Fiat, italianissima, presenta la Cubo L nella versione a gasolio. Anche la Fiat ha capito che solo così si può arginare il crollo di vendite. Ne parla il quotidiano La Verità con Davide Perego, articolo interessantissimo che è una piccola vittoria anche di tutti noi che ci prendevamo per il culo, ma insomma erano robe assolutamente impossibili. Siamo a pagina 18 della Verità, l'ultima segnalazione è la firma del Mercosur. Sì, firmiamo, ma la Lega ha detto no, e pare che potrebbe essere l'ultimo atto di Ursula. La firma del Mercosur è l'ultimo atto di Ursula, si chiede La Verità? Tanti oppositori, la von der Leyen in affanno per i numeri in aula, la baronessa vola in Paraguay per siglare l'accordo, ma l'Eurocamera la può silurare. E ne parla molto volentieri oggi il quotidiano La Verità. Ho tempo per leggervi anche la prima pagina di Avvenire. L'Iran nel mirino. Attacco imminente degli USA a Teheran, poi Trump frena, hanno fermato le esecuzioni e quindi per il momento niente attacchi, ma in taglio basso per minorenni e migranti, stretta con arresti e blocchi. Pacchetto sicurezza con il ministro Piantedosi che presenta un decreto e un disegno di legge. E ve l'ho detto, oggi ne parlano tutti i quotidiani, ne dovete comprare almeno uno. Andiamo su Repubblica, dai, perché sono anche un po' curioso, dici, e vediamo cosa dice Repubblica. Truppe UE in Groenlandia è il titolo principale. Al vertice di Washington è scontro con la Danimarca, gli USA vogliono conquistarla, Francia e Germania in una missione militare multinazionale per la difesa del territorio. Ma in taglio alto c'è Mattarella e il Papa, auguri a Repubblica perché compie 50 anni e insomma, prima di essere comprata festeggiamo, beviamoci sopra. Auguri naturalmente a Repubblica, paginoni e paginoni per celebrare 50 anni e tutte le avventure, cosa è successo, e il Papa che dice continuate a costruire un'informazione libera, quelli di Repubblica. Solo un piccolo riquadro. DL sicurezza, scudo agli agenti, stretta su ONG e Maranza, titola Repubblica.
All'interno, ma adesso mi fermo perché c'è la pausa, Gaza, oggi non lo sapevate, ma oggi è l'esordio del governo tecnico a Gaza. Witkoff dice è la fase 2. L'organismo ha ricevuto via libera sia dall'ANP che da Hamas e dovrebbe sovrintendere ai lavori di ricostruzione della striscia. Lo dice chiaramente solo il quotidiano Repubblica, pagina 11, con l'articolo di Francesca Caferri. Ma attention my friend, ora ci fermiamo perché c'è la pausa con un pezzo incredibile di Leonor, un'artista che abbiamo ospitato fin da quando ha cominciato a cantare, giovanissima, figlia d'arte, ha vinto l'edizione 2025 del contest New York Canta. E che voce, tra pochissimo ascolteremo Se i tuoi occhi non mi vedono. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La pressione atmosferica è in lieve calo sull'Italia, anche se non sono attese precipitazioni particolarmente importanti. In mattinata sempre molte nubi al centro-nord, tuttavia con rari fenomeni non da escludere, specie su Liguria, Ovest Emilia e Toscana. Nel pomeriggio qualche debole pioggia potrebbe interessare i medesimi settori, mentre sarà sempre generalmente asciutto sul resto dell'Italia. Sebbene con diffusa copertura nuvolosa, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao amici di Radio Libertà, io sono Leonor e questo è il mio nuovo singolo Se i tuoi occhi non mi vedono. È una ballad romantica dallo stile classicheggiante che narra di una non storia d'amore che ho vissuto in prima persona ormai 3 anni fa. Con questo pezzo sono riuscita ad aggiudicarmi il primo premio al concorso internazionale New York Canta 2025. Spero che vi possiate immedesimare e spero che vi possa emozionare come tanto emoziona anche me. Ciao a tutti! La stessa gioia ogni mattina quando per strada io vedo te. Sento il profumo di primavera anche se il sole oggi non c'è. Vedo la gente insoddisfatta che non apprezza quello che c'è.
Io vorrei solo per un minuto il tuo sguardo su di me, soltanto una fantasia che mi consumerà. Se i tuoi occhi non mi vedono, i miei pensieri non respirano. Tutte le porte nel mio cuore le tengo aperte e senza scrupoli inganno anche la mia sorte. Nessun riparo può proteggermi, non sono in grado di difendermi e mi rassegno a questa specie di condizione e lascio andare questo amore che non mi vuole. E vorrei abbracciarti per tutta l'eternità, ma la realtà è una ferita che i sentimenti sentono, perché i tuoi occhi non mi vedono. Stringendo i denti io guardo avanti, sono migliore se penso a te. Sfidando il mondo sogno di amarti, facendo male soltanto a me. Come le stelle troppo distanti che non si incontreranno mai. Due lati opposti tra spazio e tempo che per amore cancellerei. Soltanto una fantasia che mi consumerà. Soltanto una fantasia che mi consumerà. Se i tuoi occhi non mi vedono, i miei pensieri non respirano. Tutte le porte del mio cuore le tengo aperte e senza scrupoli inganno anche la mia sorte. Nessun riparo può proteggermi, non sono in grado di difendermi e mi rassegno a questa specie di condizione e lascio andare questo amore che non mi vuole. E vorrei abbracciarti per tutta l'eternità, ma la realtà è una ferita che i sentimenti sentono, perché i tuoi occhi non mi vedono. Se i tuoi occhi non mi vedono, i miei pensieri non respirano, i miei giorni non respirano, perché i tuoi occhi non mi vedono. Se i tuoi occhi non mi vedono, i miei pensieri non respirano, i miei giorni non respirano e i miei occhi annegano. Tu dimmi se non è una bella canzone. Si chiama Leonor e l'abbiamo seguita veramente da anni e è maturata in maniera incredibile, grazie anche ad Antonio Gennari che gli ha dato una grande mano a maturare. Se i tuoi occhi non mi vedono, da Corneliano Laudense, siamo Sud Milano, Lodi. Leonor con questo brano ha vinto l'edizione 2025 del contest New York Canta, è andata a New York. Lei è figlia d'arte e viene da 3 generazioni di musicisti, bisnonno, nonno e papà. Brava Leonor, prossimamente l'avremo nei nostri studi. 8:39, buongiorno, buon mattino da Sammy Varin. Oggi tutte belle notizie, una rassegna stampa indimenticabile. Non sto scherzando, lo è davvero. Oh, mai qualcuno che mi crede, non mi prende nessuno sul serio. Quanti messaggi che sono arrivati, non ce la farò mai, devo correre perché oggi abbiamo qui Parlamento in diretta. Vediamo. Ha fatto un favore alla società Medaglia. Stai parlando del signore che si è difeso dal ladro. Scherzi a parte, sono cose terribili. Ha ammazzato il ladro. Ora te l'ho detto, siamo tutti qua in silenzio, anche i quotidiani sono silenti, aspettano se arriva l'avviso di garanzia o se sarà legittima difesa. E i giudici
e i giudici già pronti ad annullare il pacchetto sicurezza, quello di cui vi sto parlando, la buona notizia della rassegna stampa di oggi. E per vendita a coltelli, come faccio a comprare il coltello per tagliare il salame? Non lo tagli il salame, sei tu un salame. Già c'erano leggi per le lame, ma nulla. Ma come, i sinti non vivono riparando ombrelli? Magari, ma un tempo, vi ricordate quando arrivava ombrelaio, così come arrivava giornale comunista, o non mi arriva più neanche il giornale comunista, ma lo facevo entrare quello del giornale comunista, appena dentro vedeva il guerriero con lo spadone, scappava via subito. Quanti arrestati e identificati? 200 rom. Dove era la polizia? Ma poi è arrivata la polizia e i rom se ne sono andati, anche perché non c'era più niente da fare e il rapinatore era morto. Buongiorno Sammy, il risarcimento ai parenti dei delinquenti è la rapina che prosegue con altri mezzi. Caro Giovanni, è proprio quello che è così, e noi a ogni azione corrisponde una reazione. Hai visto sul quotidiano La Verità quanti soldi che state dando per aiutare quel carabiniere che ha sparato. Cacchio, mi dimentico sempre di trasmetterla. C'è una canzone stupenda che si intitola Carabiniere spara. Mi devo ricordare di mandarla in onda, ragazzi. Scudo penale agli agenti e stretta sui reati minorili, accordo sul DL sicurezza, anche Repubblica non può non parlarne, pagina 25, e la proposta di legge in un riquadro del PD, perché anche il PD dice la stessa cosa del governo, ma naturalmente non può dire la stessa nella stessa legge e non può votare la legge del governo, sei scemo, e se ne fa un disegno di legge tutto suo per limitare il proliferare delle armi tra minori, in particolare da taglio. Guarda caso, e anche lui non vuole che si tagli più il salame. Scherzi a parte, se fai la roba che fa il governo, ma vota quella del governo. Il pranzo Meloni-Salvini, signori, e allora è un retroscena. Lorenzo De Cicco su Repubblica, ma e allora è arrivato il via libera leghista al decreto per Kiev, almeno così. Davanti allo Stato Maggiore leghista, Salvini fa capire che il 2026 sarà un anno chiave, è l'allenamento per le politiche, lo scrive Repubblica, che parla di questo pranzo solo Giorgia e Matteo Salvini, senza Tajani. Non c'era Tajani. No, scherzo, dai, lasciatemi un po' ridere in questa valle di lacrime. Davanti allo Stato Maggiore, quindi, 2026 anno chiave, bisogna stare tra la gente nelle piazze tutte le settimane. E a proposito, i leader annunciano una manifestazione dei patrioti, saranno invitati Viktor Orban e Marine Le Pen il 18 aprile. L'avete segnato in calendario? Prima volevamo farla a San Valentino, poi dai, San Valentino no, è la festa dell'amore. Piazza del Duomo a Milano, saremo tutti lì. Il tentativo di tenere insieme le due anime della Lega, scrive Repubblica, quella vecchia nordista, parla di me, che sta rialzando la testa, sulla testa Varin, sulla testa, e il progetto nazional sovranista lanciato da Salvini 10 anni fa. Alle politiche rivoglio la Lega a due cifre, il dispaccio del segretario ai fedelissimi in riunione. Il progetto ormai scoperto è di tornare al Viminale dopo le elezioni, e noi non possiamo che applaudire Repubblica che c'è arrivata, brava. Peccato che adesso ti comprano, chissà cosa scriverai adesso sulle tue pagine, ma per chiedere quella poltrona c'è bisogno di uscire dalle urne con una Lega in salute. È per quello che noi facciamo pubblicità ad Acerbis e non in retromarcia. Intanto ci sono 2 uninominali alla Camera da assegnare il 22 e 23 marzo, e barabli barabla è chiaramente un retroscena, ma alla fine è comunque il retroscena, soprattutto è il decreto per Kiev. Si dovrebbe votare sì? Staremo a vedere. Dopo trattative tribolate, perfino Claudio Borghi, scrive Repubblica, dice che il decreto non lo voterà, ma oggi dice che la risoluzione, il cambiamento va benissimo, perché nella bozza, esattamente come era capitato al DL, è sparita la parola militari dal titolo. Si parla di equipaggiamenti. Stavolta niente scherzetti, avverte Borghi. Nel testo di armi si
parla, ma nelle premesse l'impegno per il governo è più sfumato. Si chiede di continuare a sostenere l'Ucraina attraverso un contributo coerente con gli impegni assunti e finalizzato alla difesa della popolazione. Salvini applaude, è quello che avevo chiesto, si parla di difesa e non di attacco. Torneremo certamente sull'argomento. Siamo su Repubblica e ci giriamo dall'altra parte per un attimo, e per fortuna, perché c'è il Qui Parlamento. Qui Parlamento. E ci colleghiamo in diretta con il Senato. Abbiamo il rappresentante della Lega, Marco Dreosto. Buongiorno. Buongiorno, un caro saluto e un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Ben ritrovato. E naturalmente, teniamoli belli caldi gli ascoltatori. Oggi è una bella giornata, Marco, veramente. Ho quasi piacere di fare la rassegna stampa perché si parla di questo pacchetto sicurezza. Quasi nessuno dice che c'è lo zampino, anzi la zampata della Lega, però per ogni giornale è stato obbligato a parlarne, quindi sono di buon umore. Ma noi dobbiamo proseguire. L'argomento è con quello che è successo su che cosa? Sulla situazione nel Venezuela. Tajani ha parlato dei fatti del Venezuela, ormai li conosciamo tutti quanti, e tu hai fatto un discorso su cosa si è incentrato il tuo discorso che riguarda il Venezuela, e soprattutto qual era, e tu che l'hai respirata, l'atmosfera che c'era in aula, perché poi sto leggendo che nella sinistra, anche su altre argomentazioni, pare che questo campo largo non stia benissimo, quindi insomma ci sono già dei malumori, ma in particolare sul Venezuela come è andata, Dreosto? Ma innanzitutto devo dire che abbiamo appreso tutti con soddisfazione quello che è un vero e proprio cambio di governance in Venezuela, che prima di tutto va a mettere in salvaguardia cittadini, giovani, famiglie, imprese, imprenditori, ma soprattutto quelle persone che, manifestando ogni giorno contro il regime di Maduro, erano incarcerate per motivi politici, ma anche per motivi assolutamente inesistenti, come i nostri concittadini italiani. E finalmente, grazie anche ad un lavoro che io vorrei dire certosino da parte della nostra intelligence, che lavora sempre silenziosamente, siamo riusciti a riportare a casa. Ovviamente, l'ha detto anche il nostro segretario federale Matteo Salvini, sarebbe sempre auspicabile che le controversie internazionali fossero risolte in maniera diplomatica. È vero anche che le condizioni in cui stava e sta la popolazione del Venezuela erano talmente drammatiche che il blitz esercitato dagli Stati Uniti ha in qualche maniera dato una risposta concreta ad un'esigenza. Guardate che noi viviamo tutti i giorni anche sul nostro territorio, dove esiste in Italia, ma io vengo ad esempio dal Friuli Venezia Giulia, una regione che ha una forte diaspora di cittadini venezuelani, hanno accolto davvero con entusiasmo questa importante novità. Ora è chiaro che c'è una fase di transizione, dobbiamo auspicare che le cose vadano nella direzione che è stata impostata, soprattutto per dare nuova speranza ad un popolo che, tra l'altro, in un paese che vive di importanti risorse proprie e che potrebbe davvero dare anche aspettative non solo ai cittadini ma anche ai giovani del Venezuela. Quindi entusiasmo sicuramente per la liberazione di un popolo, prudenza perché sappiamo che queste situazioni devono essere sempre gestite in forma il più possibile istituzionale, però i metodi hanno portato a casa un risultato che penso sia incontestabile. Dispiace, l'ho detto anche nel mio intervento, dispiace che alcuni, tra cui le organizzazioni sindacali come la CGIL, siano scesi in piazza a difesa di Maduro. Penso che questa sia una posizione indifendibile, io non voglio strumentalizzarla, non voglio essere polemico, però penso che chi ha parlato, chi ha vissuto e chi ha contatto con i cittadini venezuelani abbia la contezza della situazione in cui vivevano e di quello che si prospetta invece loro, un futuro direi di maggiore libertà. È quello che
auspichiamo tutti e per cui lavoriamo tutti i giorni. Assolutamente sì, e poi insomma ricordiamo ancora una volta la liberazione dei prigionieri che è avvenuta solo perché effettivamente Maduro se n'è andato e pare che ne abbiano liberati ancora nella notte, e quell'applauso a Tajani è un unico momento in cui tutti erano d'accordo, mi pare che sia stato bipartisan, è vero? Sì, questo sicuramente, voglio ripeterlo, ma non per strumentalizzarlo o per fare polemica. Dico solo che in alcuni casi è davvero imbarazzante vedere alcuni partiti dall'estrema sinistra come VS, ma anche 5 Stelle, che sostanzialmente si sono soffermati nel guardare il dettaglio, dico io, dei metodi in cui è avvenuto questo cambio di regime, piuttosto che guardare alla sostanza che ha portato a un cambiamento radicale. E quindi purtroppo ci troviamo sempre di fronte a qualcuno che per visibilità o per interessi che non conosciamo porta delle istanze che sicuramente non sono quelle in questo caso del popolo venezuelano, ma non sono neanche quelle del popolo iraniano. Guardate, noi abbiamo un'altra grave tragedia che si sta consumando in queste ore nel Medio Oriente, che è il dramma dei cittadini, giovani, donne in particolare dell'Iran, dove ieri abbiamo votato una mozione, una risoluzione in Commissione Esteri al Senato, e i 5 Stelle si sono astenuti perché volevano che in quel testo fosse introdotto il concetto che non si poteva mai intervenire con la forza per ristabilire direi quelli che sono i diritti civili delle persone. Questo rammarica perché quando l'hanno votato addirittura il PD e gli altri partiti, porsi in questa posizione significa evidentemente mettersi non solo in contrasto a quello che è il volere generale, ma anche a quelli che sono i diritti fondamentali che devono essere garantiti sempre ai cittadini, per i quali noi lottiamo tutti i giorni. E io ti ringrazio per averlo ricordato, e torneremo su questo campo largo che salta così facilmente. Grazie al senatore Dreosto, buon lavoro. Grazie a voi, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Qui Parlamento. E vedete quanti argomenti che vi stiamo mettendo sul tavolo, con letture diverse probabilmente da quelle che stanno facendo gli altri giornaloni. Però a proposito di giornaloni, io sbircio le agenzie e i siti, quelli importanti. In Iran appunto non è successo niente nella notte, e la notizia del bandito ucciso nel Varesotto sta montando su tutti i siti. Il sito del Corriere apre proprio con quella: bandito ucciso nel Varesotto, le botte, il vetro sfondato, ipotesi legittima difesa. E poi 200 persone dal campo Rom assediano l'ospedale, e viene ripetuto praticamente quello che c'è nella edizione cartacea. Chi è Jonathan Rivolta, che ha ucciso il rapinatore, 2 lauree, il sacco da box sul terrazzo, i parenti, ha fatto bene, noi siamo con lui. Subito sotto che cosa c'è? Nel pacchetto sicurezza, la buona notizia del giorno, per cui siete obbligati a comprare almeno un quotidiano. Norme antimaranza, più sanzioni contro furti, lame e coltelli, espulsioni facilitate. Questo è il nostro pane quotidiano. Dacci oggi, magari fosse sempre così. Chiaramente lo sapete bene, tra il dire e il fare ci sono di mezzo poi i giudici, ma torniamo sul quotidiano Il Corriere. Nel cartaceo a pagina 13 vi dicevo: aiuti all'Ucraina, c'è l'intesa sì della Lega alla mozione, perché non si parla di armi. Stiamo a vedere poi naturalmente cosa succede, perché sono sempre incognite. Potrebbe darsi che qualcuno della Lega non voti, ma vi assicuro nell'altro campo c'è ancora più casino. Probabilmente ci saranno 5, 6, 7 mozioni, una diversa dall'altra. 2 paginoni sul pacchetto sicurezza in cui se ne parla nei particolari. La nota di Massimo Franco, che giustamente si è accorto anche lui che questo campo largo cosa sta succedendo, quegli strappi dei 5 Stelle
che minano l'opposizione sulla risoluzione e sull'Iran, ma ribadisco e discoriba, vedrete, non soltanto su quella. I due paginoni belli appunto su quello che è successo dietro casa di Sammy Varin, e a questo punto io ritorno, visto che giustamente noi siamo per altri quotidiani, ritorno sul quotidiano La Verità, che quest'oggi è forse, insieme al Libero, quello più interessante da acquistare se cercate una certa controinformazione. Dicevamo la zona 30, riparte la zona 30 allora in varie zone dell'Italia piddina, perché sono quasi tutti paesi, città amministrate dal PD, e d'altronde voi l'avete votato, e poi la firma del Mercosur, probabilmente l'ultimo atto di Ursula, e ribadisco il concetto: la Lega ha detto no al Mercosur, tanto per. Il quotidiano Libero lo mette proprio in prima pagina, le città più sicure, ecco la legge, e anche qui ragazzi, tolleranza zero sulla sicurezza. Ecco le nuove misure del governo, a pagina 2, addio alle scarcerazioni facili per le borseggiatrici, che era uno veramente dei problemi che dovevamo superare. Stretta sulla vendita di coltelli, anticipata anche dalla Premier l'altro giorno in conferenza stampa. Perquisizioni dopo le 23 nelle zone più a rischio, arresto per chi forza i posti di blocco, rimpatri più facili. Ma anche il discorso che ha fatto l'altro giorno Piantedosi, Matteo Piantedosi, che ha lanciato l'allarme: i ricavi acquisiti da donazioni idealmente destinate a scopi umanitari e religiosi a favore della causa palestinese risultano essere stati sistematicamente dirottati verso strutture di Gaza a vario titolo riconducibili ad Hamas. Così denuncia il ministro dell'Interno nel corso dell'informativa del governo alla Camera sulla vicenda concernente Hanun, presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia. Paginone sul quotidiano Libero, che prosegue con le notizie che ci fanno arrabbiare. A pagina 3, solo 5 anni al bengalese che stuprò una bambina. Fratelli d'Italia chiede l'ispezione al Tribunale di Brescia. Interrogazione del senatore Sisler, chiarire i criteri usati per questa decisione. Insorge naturalmente la ANM dicendo: i giudici sono autonomi. E naturalmente la proposta di Fratelli d'Italia: più tutele per polizia e carabinieri, e lo abbiamo visto anche all'interno del pacchetto sicurezza, superare l'automatismo dell'iscrizione nel registro degli indagati come atto dovuto, in particolare per coloro che garantiscono la sicurezza dei cittadini. Questo è l'obiettivo della proposta di legge targata Fratelli d'Italia, al centro dell'incontro di ieri presso la sala Tatarella di Montecitorio. Giro di nuovo la pagina, la relazione sul dossieraggio. L'antimafia accusa De Rao, sapeva degli accessi illeciti. E anche sul Libero, a pagina 10, mascherine, commessa da oltre 1 miliardo di euro. La commissione rivela altre cose sulla gestione dell'emergenza pandemica da parte del commissario Arcuri. Pane quotidiano per voi Novax, visto che non ve lo dà nessun altro quotidiano. Mancava solo il partito dei centri sociali. Oh yeah, pagina 11 di Libero. Sì, da Scatasuna a Spin, l'Officina 99, costruiamo l'opposizione al governo, allerta per il corteo del 31, ma se arriva pure il partito dei centri sociali, ragazzi, non ci bastava quello islamico. Zitto, va, in taglio basso. Inchino ad Allah a Sesto San Giovanni, scuola in gita al centro islamico. Questa l'avevamo sentita, ma non sapevamo dell'obolo obbligatorio di 3 euro ad alunno. Cioè bisogna pure pagare. L'Istituto Conti di Milano organizza una lezione sul dialogo interreligioso in moschea.
Tovaglieri, europarlamentare della Lega, stop indottrinamento, troppi rischi, la visita è pure a pagamento. L'ultimo inchino all'Islam arriva a cavallo tra Milano e Sesto San Giovanni. Lunedì 19 gennaio, infatti, una classe quarta dell'Istituto Statale Ettore Conti del capoluogo lombardo svolgerà l'ora di educazione civica presso il centro islamico di Sesto San Giovanni. In menù il dialogo interreligioso. Qui gli studenti saranno presumibilmente accolti da un imam non iscritto ad alcun registro in mancanza di un'intesa tra lo Stato e la religione islamica, che sarà libero di indottrinare la classe senza alcun controllo da parte di organismi superiori riconosciuti e senza dover sottostare a linee guida concordate e ben definite, attacca l'eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri. Non è in questo modo che si insegnano la convivenza civile e il dialogo tra le religioni, servono invece trasparenza, reciprocità. Per questo motivo non possiamo che censurare questa rischiosa scuola didattica e invitiamo la scuola a dedicare le ore di educazione civica all'approfondimento delle nostre radici cristiane. Secondo Tovaglieri, ad aggravare il progetto educativo del Conti c'è anche il fatto che la visita al centro islamico non sarà gratuita, ma prevede il pagamento di un obolo di 3 euro a studente della serie oltre il danno, la beffa. Dalla gloria ad una mangiatoia, nato come un bimbo il creatore, l'eternità nel battito di un cuore. Hai camminato tra gli uomini allora, hai portato una nuova aurora, porta di salvezza ancora. Tra le braccia della tua Betlemme tu già pensavi a me, sulla strada per il Golgota, sì, tu già pensavi a me. Cielo e terra cantano il suo nome, luce eterna splende tra le ombre, un re d'amore rivela il suo splendore. Hai camminato tra gli uomini allora, hai portato una nuova aurora, porta di salvezza ancora. Tra le strade di Gerusalemme tu già pensavi a me, sulla strada per il Golgota tu già pensavi a me. Sotto umili vesti ora brilla il cielo, il verbo eterno ora prende vita. Sotto umili vesti ora brilla il cielo. Hai camminato tra gli uomini allora, hai portato una nuova aurora, porta di salvezza ancora. Tra le strade di Gerusalemme tu già pensavi a me. Sulla strada per il Golgota, sì, tu già pensavi a me. Sulla strada per il Golgota già pensavi a me. Beh, con tutto quello che succede, le scuole che fanno le gite scolastiche in moschea, come minimo, per fortuna che Sammy Varin ogni giovedì alle ore 9 trasmette solo
Christian Music, signori, musica cristiana, ogni giovedì alle ore 9. Oggi è una coppia veramente interessante, lui è Angelo Maugeri, che seguiamo da anni, un produttore, cantautore, compositore, discografico, punto di riferimento per la Christian Music in Italia. Lei è Marta Falcone e questo duetto è estratto da una compilation che si chiama proprio così, I grandi duetti della musica cristiana. Cercatela su YouTube. Lei è, appunto, si chiama Marta Falcone, è stata a Sanremo nel 2002 con un gruppo, le Lollipop. Poi invece ha intrapreso la carriera solista, si è dedicata alla musica cristiana e al gospel. Li trovate entrambi sugli store digitali e soprattutto su YouTube con questo pezzo intitolato Già pensavi a me, pura Christian Music, che ci riporta anche un po' all'atmosfera natalizia. D'altronde non avrete mica tolto il presepe, l'albero di Natale, vergogna, fino alla candelora non si tocca. Col cavolo, con i miei gatti ormai non se ne poteva più, e l'ultimo, qualcuno avrà visto la foto, si è arrampicato proprio sull'albero di Natale, gli ho fatto la foto, tra un ninnolo e l'altro c'era il suo visino che mi guardava come per dire cucù, sono qui. Se volete la foto del gatto di Sammy Varin, scrivete 340 6709 659, lo so che poi mi scrivete come matti. Giro la pagina, sono sul quotidiano Libero, che ci raccontava simpaticamente di questa scuola in gita al centro islamico che si paga 3 euro per venire infarciti di Islam. Siamo sul Libero a pagina 12, nella pagina delle Libere Opinioni. Interessante l'articolo di Lorenzo Mottola, l'ennesima bufala mediatica, non ve lo aspettate, ma si parla di microplastiche. Le microplastiche fanno male? Ma fanno peggio gli allarmismi creati ad arte senza dati reali. Oggi sul Libero si parla di queste microplastiche che si trovano un po' dappertutto, ma ci dicono anche che i vari studi che sono stati fatti sono in gran parte farlocchi e basati sul nulla. Addirittura anche il grasso che c'ha Sammy Varin qui nella panza può essere scambiato per microplastica, per cui c'è poco da crederci, non so se ci siamo capiti. Avanti con le notizie, ragazzi, ancora sul Libero, non faccio finta di niente, ustioni e crisi respiratorie e la lotta per sopravvivere dei feriti nel rogo di Kranz. In questi giorni tantissimi racconti strazianti di questi ragazzi che si sono salvati. I Moretti sono indagati per reati per i quali rischiano pene lievi, se ne parla a pagina 17. Ma anche sul Libero, nel Varesotto, la rapina finita male per il criminale, il ladro Roma coltellato a morte dal padrone della villa assaltata. Ma attenzione, Julio Iglesias, la situazione si complica, il mio eroe, Julio Iglesias è il mio eroe da sempre, mazza si è invecchiato, ma si è rifatto pure lui, ma somiglia a Berlusconi degli ultimi tempi. L'inchiesta sui presunti abusi sessuali del cantante spagnolo, altra accusa, tratta di esseri umani. Mi rifiuto di crederci assolutamente. Io lo ascoltavo quando facevo le medie dalla mattina alla sera insieme ad Amanda Lear. Si usava ai tempi anche Amanda Lear, si rideva del fatto che era un uomo e invece era una donna furba. Avanti con le notizie, quelle che vi fanno arrabbiare, attenzione, perché io cerco quelle, la nostra rassegna è potente per questo, e ringrazio gli amici che ci seguono su Facebook, sulla pagina di Lega Salvini Premier, e cliccano su condividi, perché questa rassegna, se la spedite a parenti o amici, ragazzi, facciamo faville, com'era la canzone? Corsi di italiano per stranieri, esplode la rabbia anti-Maranza. Cresce l'esasperazione dopo i recenti fatti di cronaca. Pagina 35, panino milanese di Libero. Il Comune di Milano annuncia un nuovo ciclo di lezioni finanziato dal Ministero e sulle pagine social si scatena la rivolta. Possibile insegnare l'italiano a chi viene e ruba? Spiegategli le regole.
Giorgio Valleris ci racconta di questa cosa che forse il comune non se l'aspettava, cioè quando si è saputo che stanno preparando corsi di italiano per stranieri, si sono arrabbiati moltissimi. Corsi di italiano per stranieri? Anche no, grazie. I milanesi non hanno accolto con troppa gioia il progetto Italiano secondo me, promosso dal Comune di Milano, che nelle intenzioni dovrebbe sostenere l'integrazione delle persone straniere, facilitare l'apprendimento dell'italiano come seconda lingua. Oddio, come seconda, magari come prima, no? C'è da capirli, ma procediamo con ordine. Nelle scorse ore l'amministrazione comunale ha annunciato sui social questa iniziativa e i commenti dei cittadini non hanno tardato ad arrivare, decine, tutti o quasi dello stesso tenore. Cosa volete integrare? I Maranza? Si chiede un utente, mentre secondo un altro la nostra lingua a loro non interessa, siamo noi che dobbiamo iniziare a parlare la lingua araba per integrarci, altrimenti resteremo tagliati fuori dallo sviluppo della nostra città. E ancora, sostenete l'apprendimento di vivere in un paese civile, a rispettare le regole e le persone, a non accoltellare, a non stuprare, rubare e a non spaccare tutto. A onor del vero, in mezzo a questo tsunami di critiche, fa a capolino anche un laconico ottima iniziativa. Intendiamoci, i corsi di italiano per stranieri sono tutt'altro che una novità, ce ne sono di tutti i tipi in ogni comune lombardo quasi, promosso dalle associazioni più diverse, oltre che dalle istituzioni. In questo caso, quello che ha scatenato questo profluvio di messaggi evidentemente non è l'oggetto del corso, quanto il fatto che si tratta di un'iniziativa pagata con i soldi dei contribuenti, in una città, Milano, che troppo spesso ha dovuto pagare un prezzo salato per l'inciviltà dei Maranza. Qua mi fermo, ma chiaramente poi interviene il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Milano, Alessandro Verri, e altri rappresentanti del centrodestra. Sì, lo so, sono certo, anche questa notizia finirà poi sul sito di Radio Libertà. Sbirciate ogni tanto e oltre ai commenti, quelli che non trovate sui giornaloni, trovate anche le notizie secondo me più importanti, e si chiama I giornali secondo Sammy Varin. C'è un trafiletto che svolazza fiu di qua e di là e vi dice quelle che secondo me sono state le notizie più importanti del giorno. Vado, corro come al solito, devo andare col pepe in culo, ma vi prometto che i vostri WhatsApp arrivano poi in tarda mattinata. Continuate a scrivere al 340 6709 659. Il Fatto Quotidiano apre con, in taglio alto, basi, navi, 50 bersagli, tutto pronto per il blitz USA in Iran. L'annuncio Reuters, nuove impiccagioni, sono in allerta i soldati nelle basi americane dell'area, dalla Farnesina arriva l'appello a lasciare il paese per chi può, Arabia Saudita, Qatar e Oman cercano una mediazione, fatto sta che non è successo ancora niente. Ci siamo collegati con Antonino Danna che sta sbirciando i siti internazionali. In centro pagina, se vince il sì, abolisco il Trojan sulle tangenti, Nordio chiede il via libera per salvare i corrotti, ma chiaramente siamo sul sito del Fatto Quotidiano e mi sposto allora profumatamente sul quotidiano Il Giornale, che in taglio alto c'ha l'Iran, la trattativa con l'Ayatollah, Trump, l'ultima mossa, Tajani via gli italiani, la sinistra già esplode e Conte evoca Putin, ho visto il campo largo dissolversi sull'Iran. In centropagina la svolta nel caso Striano, l'antimafia inchioda De Rao, sapeva tutto dei dossier, e poi Annun, il capo di Hamas in Italia, troppi fan acritici. Anche sul quotidiano Il Giornale, sicurezza si cambia, norme anti-Maranza ed espulsioni veloci. Pagina 4 e 5, guardate che doppietta, Piantedosi svela Annun è capo di Hamas in Italia.
Informativa alla Camera dopo le inchieste del Giornale, accuse alla sinistra acritica, PD in imbarazzo, non accettiamo lezioni. Se avete tempo vi consiglio di fare un giro sulle pagine Facebook di Lega Salvini Premier, in particolare del gruppo Lega Camera o del gruppo Lega Senato, perché lì trovate tutti gli interventi degli esponenti della Lega e chiaramente quando ci sono queste comunicazioni c'è la diretta. Sicurezza nazionale, scrive oggi il quotidiano Il Giornale, raccontando la stretta è voluta dalla Lega, ma questo chissà perché non viene quasi detto. Cioè dice, già pronta la stretta, espulsioni più veloce, legge antimaranza, tutele agli agenti, il giro di vite nel pacchetto di Piantedosi sull'immigrazione e criminalità, ok Lega. Ok Lega. Cosa vorrà dire ok Lega? Ammonimenti, norme più decise sulla violenza minorile. È previsto l'ampliamento del catalogo dei reati per i quali si può applicare l'ammonimento del questore nei confronti di minorenni dai 12 ai 14 anni. Quindi anche i vostri bambinetti, se fanno cazzate, potranno essere ammoniti, ma non solo. Inserite anche le ipotesi di lesione personale, rissa, violenza privata e minaccia, se i reati sono commessi con uso di armi o strumenti atti ad offendere, che saranno vietati in modo assoluto. Viene introdotta una sanzione da 200 a 1000 euro a carico del soggetto tenuto alla sorveglianza del minore sopra i 14 anni ammonito. Quindi per noi genitori paghiamo se i nostri figli faranno cacchiate. Divieti. No a coltelli e lame per disarmare le gang. Introdotto il divieto di porto di particolari strumenti atti ad offendere. Strumenti vari con lama o coltelli. Divieto di vendita ai minori di strumenti atti a offendere. Aggravante specifica con aumento di pena da 1/3 alla metà per reati commessi da persone travisate o da più persone riunite in particolari luoghi, banche, scuole, stazioni. Previste sanzioni accessorie se i fatti sono commessi da minore, anche una sanzione da 200 a 1000 euro a carico sempre noi, soggetti tenuti alla sorveglianza. Ordine pubblico, zone rosse, DASPO e stop ai disordini, ma poi anche qui polizia e arma, basta gogna per le forze dell'ordine. Permanendo tutte le garanzie previste per l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, non saranno più iscritte persone quando apparirà che un fatto è stato compiuto nella presenza di una causa di giustificazione, per esempio legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità. Viene estesa la tutela legale per le forze di polizia, armate e vigili del fuoco. C'è un aggravante per reati non colposi contro i giornalisti. Oh, non sparate a Sammy Varin. Frontiere, contrasto al terrorismo e allontanamento. Introdotto l'interdizione temporanea del limite delle acque territoriali nei casi di minaccia grave per la sicurezza nazionale derivante dal rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione terroristica. Prevista anche la consegna allo stato di appartenenza di persone pericolose per la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali. Si comincia quasi a dirla, reimmigrazione, pian piano vedrai che la diremo e la ufficializzeremo, magari in Costituzione. Nuove disposizioni per facilitare l'espulsione di stranieri, l'allontanamento di cittadino UE in caso di delitti gravi. Migranti, certezza sui paesi sicuri e nuovi ricongiungimenti. Cambiano le norme sui ricongiungimenti familiari, abbassata a 19 anni l'età fino alla quale il neomaggiorenne straniero può fruire del percorso di accoglienza e integrazione. Sì, però adesso dobbiamo anche guardarli in faccia, se dicono di avere 15 anni e ne dimostrano 30, hanno pure la barba bianca e basta. Sui paesi sicuri si garantisce l'allineamento del diritto interno con quello europeo destinato a entrare in vigore nel corso dell'anno. Vengono anche precisati i parametri di applicazione della protezione complementare. Paginone anche sul quotidiano Il Giornale, la stretta sul fatto che non ne possiamo più di questa mancata sicurezza, e lo diciamo anche noi del governo di centrodestra. Mercosur.
col diretti in piazza, Bruxelles contro i cittadini. Ne parla oggi, posso dire, solo il quotidiano Il Giornale. Il 20 gennaio, manifestazione degli agricoltori a Strasburgo. Prandini, senza reciprocità, l'accordo è da cambiare. Settore agricoltura contrario all'apertura all'import dal Sud America. Lo sapete, la Lega è l'unica che a quanto pare voterà no. Sai a cosa serva? No, serve come, ragazzi, perché ti ci faranno un culo quadro, sia quelli del centrodestra che la sinistra poi al governo. Olio, troppi buchi nei controlli UE, signori, lo sapete, il nostro eroe Acerbis, quante volte ce l'ha detto che importiamo troppe schifezze? Bene, norme non sempre chiare, supervisione incompleta da parte della Commissione UE, carenza di controlli sui contaminanti, tracciabilità non sempre assicurata oltre i confini nazionali. E quanto emerge dall'audit della Corte dei Conti UE sui sistemi di controllo per l'olio di oliva. Qua mi fermo, ma sapete benissimo che sull'olio tunisino Acerbis, come la Lega del resto, ci ha visto lontano lontano, lo diceva 10-15 anni fa che saremmo stati invasi da olio tunisino, e infatti è di questi giorni la notizia che ne arriva ancora di più. Il Tempo titola quest'oggi il pugno di Piantedosi, ma subito all'interno sicurezza stretta di Piantedosi, manifestazioni, Maranza, zone rosse, stazioni e rimpatri, ecco il maxi piano del Viminale. Attenzione, di spalla, pagina 3, rider pestato a Termini, i 2 stranieri fermati sono tornati in libertà. L'arresto è stato convalidato, ma il GIP non ha applicato alcuna misura restrittiva. Maxi operazione di Arma e Finanza. Sono tornati subito in libertà i 2 giovani, 18 e 22 anni, saranno figli del barcone sicuramente, accusati di aver aggredito un rider 23enne tunisino lo scorso sabato in via Manin, nei pressi della stazione Termini di Roma. L'ho deciso il giudice per indagini preliminari, che a termine dell'udienza di convalida del fermo dei 2 accusati di rapina e lesioni ha convalidato il fermo senza però disporre alcuna misura cautelare, in quanto non sussistevano gravi indizi di colpevolezza, rigettando la richiesta della procura. Si tratta di un 22enne connazionale dei rider che ha precedenti ma è regolare sul territorio nazionale, mentre l'altro fermato 18enne non è invece regolare. Che vi dicevo, Mago Varin, figli del barcone, inutile. Vado avanti, certo, vado avanti. E dove vado? Prima di tutto apro le linee, vai 02 9294 7222, il più veloce, lo voglio in diretta con me, voglio che commentiate le notizie del giorno. Faccio un salto sulle pagine di Repubblica per dirvi che se ne comincia a parlare, si accende un faro antitrust sul caro spesa. Indagine sui prezzi nei market, pagina 45 in Repubblica Economia. Sugli scaffali della grande distribuzione il costo del cibo dal 2021 è cresciuto più dell'inflazione. Nel mirino il rapporto con i produttori. La fotografia è cupa, inquietante. Tra ottobre 2021 e ottobre 2025 i prezzi di beni alimentari sono aumentati del 24,9% in Italia, quasi 8 punti in più dell'inflazione generale ferma al 17,3%. Questi numeri, ragione chiara del disagio delle famiglie, allarmano ora il garante dei consumatori, l'antitrust, che avvia un'indagine conoscitiva. Focus è il rapporto tra i grandi supermercati e i produttori agricoli, ne ha scritto La Stampa. Mentre i prezzi pagati delle famiglie sono impazziti, molti produttori agricoli raccontano di guadagni compressi, risicati. La frizione può dipendere dalla diversa forma negoziale tra una base produttiva frammentata in migliaia di agricoltori e poche grandi catene in grado di dettare legge al momento dell'acquisto dei prodotti. Una forza esaltata dal gioco di squadra che fanno i supermercati, spesso organizzati in centrali d'acquisto. E l'articolo prosegue. Faro antitrust sul caro spesa, indagine sui prezzi nei supermercati, quest'oggi su Repubblica. 029294 7222. Chi vuole parlare con me, parli adesso. Pronto? Ciao, sono Walter. Parli Buongiorno. adesso o mai più? È vero.
No, volevo dirti questo, benissimo il decreto sicurezza, per carità di Dio, tutto condivisibile, però poi alla fine chi deve decidere è sempre la giustizia, è sempre un giudice, quindi vedremo gli escamotage che troveranno per fare in modo di non applicare questa legge. Questa è la prima cosa che volevo dirti. La seconda è che qualche tempo fa giunse a Giulio Cainarca una bellissima telefonata di un rider italiano tutto regolare, che racconta del racket che c'è nei rider, quelli che consegnano il cibo, dove tutti questi stranieri che vediamo con quelle biciclette elettriche che vanno a 200 all'ora, praticamente con i permessi di uno lavorano in 10, 11. E infatti lui italiano che lavora regolarmente, lo ha detto per radio, quindi è consultabile la telefonata, ha detto io pago le tasse e tutto, questi qui mi guardano in faccia e mi dicono tu sei un coglione, noi lavoriamo, prendiamo i soldi ma non paghiamo le tasse perché col permesso di uno lavoriamo in 10. È su queste cose che il governo dovrebbe lavorare, perché se queste persone hanno questa possibilità di pregare noi tutti e di usufruire del welfare, e ne abbiamo pieni coglioni, Cioè, prendere un Maranza, impossibile mandarlo via perché si pierde in italiano, perché la legge è questa, e i giudici applicheranno tutti, torno a ripetere, gli escamotage per non applicare il nuovo decreto. Grazie Sammy. Grazie a te, chiamate adesso 0292 94 7222 per entrare in diretta senza filtro e dire la vostra sugli argomenti del giorno. Chiaramente è tutto un magna magna anche tra Maranza, lo abbiamo detto più volte, da una parte le ONG che fanno soldi con i fili del barcone, d'altra parte i fili del barcone che si sono fatti furbi, aiutati chiaramente da qualcuno per aggirare le nostre leggi. E poi infine certo ci sono i magistrati, i giudici per i quali gli aspetta un referendino in primavera che sono certo avrà un certo successo per dargli una piccola regolata, ma piccola, che però potrebbe servire. La Stampa, Groenlandia, arrivano i soldati, in centropagina trappola iraniana e la foto ormai diventata storica della ragazza che si accende una sigaretta bruciando il capo iraniano. Non ci sono ancora novità, ripeto, su questo fronte. Sicurezza, zone rosse anticrimine, anche in prima pagina sulla Stampa, il piano, mini Daspo nelle città per chi ha precedenti, stretta su minorenni e migranti. Fa ridere sta cosa, nel senso che noi i minorenni, i bambini, li dovremmo proteggere, adesso ci dobbiamo proteggere noi da loro. 0292947222, pronto? È caduta, e allora vado avanti sempre sulla Stampa. All'interno, ecco il piano sicurezza, l'affondo di Piantedosi a Nun e di Hamas, la stretta anticrimini anche qua ha un bel paginone bello potente, ma la cosa carina si fa a pagina 15, l'articolo di Giuseppe Legato e Caterina Stammin che si intitola La legge delle lame. Torino, per la guerriglia al corteo Propal, fermati 8 ragazzi tra cui 5 minorenni, coltelli, pitbull, mazze e pistole finte, così le seconde generazioni sfidano la legalità. Una brutta pagina, bella ma brutta, che ci racconta come sia diventato ormai una moda avere il coltello in tasca, proprio per questo che con questo pacchetto sicurezza lo vogliamo togliere. Riccardo Perisi, dirigente dell'antiterrorismo, la loro è violenza fine a se stessa. Sono giovani affascinati dal disordine, servono interventi educativi o andrà peggio. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Sono io, ciao, buongiorno. Ciao. Penny, oggi voglio stare sul leggero, se così si può dire. No, volevo appunto rispondere al signore di prima, lui ha ragione per il discorso dei rider, ma siamo noi che dobbiamo cambiare il corso della storia. Quando abbiamo voglia di mangiare qualcosa, tiriamo su il culo e prendiamo e andiamo a prenderci da mangiare, non alimentiamo questo sfruttamento di queste povere persone che vengono sfruttate da questo sistema infame.
Ma porca miseria, ma è così bello, andiamo fuori, andiamo a farci un giro, ci prendiamo quello che vogliamo, la pizza ce la portiamo a casa, ma non vi vergognate a stare in casa e ordinare queste porcherie, che poi la maggior parte delle cose sono porcherie, portate... Grazie cara, ti taglio perché siamo di frettissima, però l'invito è bellissimo, alzare il culo e andiamoci a comprare la pizza, poi andiamo chiaramente a comprarla dal figlio del barcone, ma ci sono solo quelli che ci fanno la pizza ormai. 02 9294 7222, la pizza Maranza. Pronto? Pronto? Ui. Franco da Milano. Ciao. Ciao, senti, la signora di prima ha perfettamente ragione. Come si fa non andare a prendere la pizza per se la portare con quei cartoni lì, lasciamo perdere, l'Italia ormai è conciata male. No, io volevo dire questo, è inutile che il governo continui a fare questi decreti sicurezza, sta aggiunta agli soliti decreto sicurezza, del decreto sicurezza, del decreto sicurezza. Lo Stato, il governo deve fare una legge sola, che certe cose, tipo il terrorismo e i Maranza, devono diventare sicurezza nazionale. E ci pensa il governo oppure i servizi segreti. Bisogna esautorare la magistratura da alcune cose, tipo il terrorismo, tipo per cui gli imam, eccetera, anche mettere dentro anche i Maranza. Cioè deve diventare una cosa di sicurezza nazionale. Grazie caro, grazie caro. Scusate, stanno bussando, sono gli sgherri del Presidente della Repubblica, ce li hanno mandati in Bellerio. Un attimo, arrivo, un attimino, c'è ancora una chiamata. Pronto? Pronto? Ciao. Pronto, ciao, sono Giulia da Como. Ui. Diciamo che condivido assolutamente quello per cui ha parlato poco fa il vostro radioascoltatore. Ora, giustamente, bisogna che facciano delle leggi chiare. Una di queste leggi potrebbe essere quella che è un assurdo, e tutti lo pensiamo, penso tutti in assoluto, il risarcimento dei parenti dei delinquenti. I delinquenti sono delinquenti, a un certo punto devono non essere risarciti, perché se questi delinquenti ci mandano in carrozzina o ci uccidono, noi i risarcimenti non ne riceviamo. Noi siamo non solo di serie B, noi siamo una nullità per i nostri magistrati, per il nostro governo, per poi che facciano queste leggi, che siano chiare, e invece fanno tutte leggi raffazzonate, tutte interpretabili, ed è veramente una cosa inutile. Anche questi aggiustamenti che stanno facendo adesso non servono a niente, perché è inutile che dicono adesso è proibito il coltello, poi non vanno a controllare chi vende i coltelli. Grazie cara, ti taglio perché siamo in chiusura, ma se arriva una chiamata al volo allo 0292947222 la passo prima che arrivino gli sgherri e mi portino via. Vero, ma io vi dico a mia difesa, nel senso che io in questi mesi ho raccolto le vostre telefonate, i vostri WhatsApp, li ho passati ai piani di sopra, che in questo decreto sicurezza ci sono le vostre proposte, capito? Il problema qual è? Che ha una burocrazia pazza, impazzita, inventata dal PD, che vige ormai da decine di anni in Italia. Bisogna rispondere con altrettanta burocrazia. Vi ricordate Roberto Calderoli con Lanciafiamme? Quante leggi aveva bruciato ai tempi? L'hanno preso per il culo come non mai, chiaramente era riuscito a eliminarle migliaia e migliaia e poi sono ricresciute come piante malefiche, sono ricresciute, per cui a questa burocrazia bisogna rispondere con altra burocrazia. Chiaro che sarebbe bello una bella frasettina unica e si rispetta quello che dice quella frasettina e finisce tutto quanto lì. Ma ti puoi immaginare, il Presidente della Repubblica mai la firmerebbe una cosa del genere, che vorrebbe dire davvero pugno chiuso, pugno duro, non chiuso, potere assoluto, quello che evocava un certo Matteo Salvini e che vorremmo tutti quanti noi. 0292947222, l'ultima chiamata. Pronto? Sì, buongiorno, chiamo da Treviso, Daniele. Ciao.
Volevo sapere come mai non è stata modificata la legge Cartabia, perché se non vado errato, proprio la legge Cartabia... C'è, ti voglio far godere mentre guidi, ma va dritto, è stata modificata anche quella, non viene citata molto, ma c'è anche questa modifica, per cui finalmente senza bisogno di nessuna denuncia si potrà decidere, ma non è detto che sia obbligato il magistrato ad agire dopo una rapina. Grazie a questo ascoltatore. Cartabia non c'è più. Pronto, un'altra chiamata. Sammy, ciao Paolo Varese, sarà molto breve che siamo alle sgoccioli. Grazie. Voglio dire solo una cosa, il pesce puzza dalla testa. Ecco. Se il nostro capa bianca che abbiamo in cima va bene, non fa il suo dovere o protegge questa gente oppure permette ai magistrati e ai giudici di fare quelle porcherie lì, allora tutto è una conseguenza. Cominciamo a cambiare lui, incominciamo a dare fiducia alla Lega e non ogni minima cosa, no, io non voto più la Lega, porca miseria, alla fine avevamo sempre ragione noi, quindi cambiamo il presidente, andando sotto andiamo avanti a votare la Lega e poi ci riprendiamo il nostro bel paese, porca miseria, ciao. Grazie caro, sì, perché il Presidente della Repubblica è obbligato a firmare alla fin fine, ma ci può mettere la postilla che bisogna fare qualche aggiustamento, eccetera. Ricordiamo che sarà il prossimo Parlamento a votare il prossimo Presidente della Repubblica, quindi è importante votare Lega, votare centrodestra, ma soprattutto Lega, perché abbiamo visto anche all'interno del centrodestra ci sono dei pensieri un pochettino, ci sono troppi strizzamenti d'occhietto al Partito Democratico. Ne torneremo a parlare anche di questo, ragazzi. Per il momento grazie, siete stati forti anche quest'oggi, ma io non me ne vado, c'ho decine di WhatsApp, ragazzi, se riesco a sfuggire agli sgherri del potere io ritorno in onda alle 11 con i vostri WhatsApp e naturalmente con un altro collegamento con il Parlamento. Parleremo certamente di cose che vi riguardano e che vi farà piacere parlare con me. Ne torniamo a parlare tra poco. Sì, adesso arriva l'editoriale del direttore e quindi mi fermo. A più tardi.